Sì, facciamo vedere prima un'intervista di Maria Morganti, così anche le persone che non hanno mai avuto l'occasione di vederla, magari l'hanno vista in televisione ma non lo sapevano che era Maria Morganti del gruppo di fa. Ecco, a te. Grazie Silvano. Sì, naturalmente con Silvano, buongiorno a tutti. Con Silvano ci siamo accordati oggi, visto che all'ultimo convegno, appena parte, poi mettilo un attimo in pausa. No, dobbiamo cambiare programma. Scusate un secondo solo. Vi ricordo intanto, finché mette a posto il programma, che lì abbiamo dei libri che ho scritto io, l'ABC dell'ufologia e delle dimensioni parallele. Per quelli che sono arrivati in ritardo, ricordo che non possono andare via se non portano via almeno 2 di quei libri per regalarlo, uno per tenerlo, quindi 3 va bene, 3 è il massimo. Ricordo anche che la battuta che ho fatto prima, chi ha le pezze al culo non deve versare neanche un euro. Chi invece ha le pezze al culo però targate diesel, allora quello può permettersi anche di fare un'offerta, ovviamente. Ma se sono qua interessa. Se sono qua interessa, non ti preoccupare. Positiva nella vita. Ok, vamos. Sì, grazie Silvano. Volevo ringraziare Silvano perché oggi mi dà l'opportunità anche di far conoscere magari Maria un po' di più a chi non la conosce, a chi non l'ha mai sentita nominare o chi non sapeva un po' tutto il suo lavoro che ha fatto come contattata. Lei non amava essere chiamata contattista, in realtà diceva io sono contattata perché sono le altre energie che contattano me a livello telepatico. Perché ho rinunciato oggi comunque alla scuola dei cerchi nel grano? Primo perché molti di voi sanno l'ultima pubblicazione che è stata fatta, molto semplice, con tutta la scuola dei meridiani che abbiamo avuto, io l'ho stilizzata in questo semplice libro, semplicissimo perché? Perché ognuno di voi, una volta che lo legge, prende un cerchio nel grano, sarà in grado di leggerlo un cerchio nel grano. Abbiamo cercato di fare un lavoro semplicissimo proprio perché venga capito, come dicevano i meridiani, queste creature di luce che oggi vi farò anche vedere, qualche immagine, dicevano deve essere comunque alla portata di tutti. Per cui, in accordo con Silvano, io oggi rinuncio di farvi quell'ora di supporto per portarvi a capire un po' tutto il lavoro come è stato fatto. In realtà oggi abbiamo portato qualche copia di pubblicazioni e chi è interessato poi lo trova lì allo stand da Moreno, nostro collaboratore. Cerco oggi di impegnare del tempo con voi, dato l'appuntamento comunque di carattere ufologico, soprattutto nella curiosità di vedere immagini. Di solito io quando racconto oggi, do testimonianza di Maria, cerco sempre di farlo attraverso gli anni che sono stato vicino a lei, come collaboratore e come testimone. Oggi, e neanche un mio collaboratore che oggi qui ha visto immagini di questo genere, oggi ho deciso con voi di farvi vedere qualcosa che abbiamo fatto soprattutto gli ultimi 2 anni di ricerca con Maria, dove siamo stati in Svizzera, siamo stati a Roma. Queste creature di luce che ci stavano seguendo già intensamente da 2 anni hanno fatto visita anche da me, dietro casa, per cui l'ho filmato dietro casa. Vi farò vedere un po' di immagini abbastanza inedite, sicuramente Silvano non le ha ancora viste e oggi ne approfitto con voi. Se non avete nulla in contrario, Bonolis a Maria fece una bellissima intervista, dura 10 minuti, 12 minuti. Tra le varie interviste che ha avuto Maria, a questa a noi è piaciuto molto, a me è piaciuto molto, a Maria piaceva molto, perché? Perché diceva che lui come ricercatore o come ha impostato il dialogo con lei, esatto, è stata una persona molto rispettosa, molto cordiale e vedrete che Maria qui si racconta molto intimamente, cosa che non aveva mai fatto, ma con Bonolis è riuscito a farlo in diretta a Domenica In. Fai pure partire. Speriamo che l'audio vada.
Bene. C'è qualcuno che sa leggere gli do il microfono, non so cosa fare, provare per credere, riprova. Yes, ecco, yes vuol dire sì anche in italiano. Sono contento di poter trattare determinati tipi di argomento nel corso della domenica perché, non so voi, ma a me, ai miei amici, tante persone che conosco, capita molto spesso di soffermarmi col pensiero in quei territori di cui non si conoscono i confini, di cui non si conoscono le estensioni con certezza, e poter parlare con persone che dicono di aver percorso quei territori può essere un motivo per ragionare magari in maniera diversa, per saperne un po' di più o comunque per provare a costruirsi una propria parziale verità. Oggi è con noi la signora Maria Morganti. Buonasera signora, benvenuta. La signora Maria Morganti nasce a Venezia 61 anni fa, attualmente risiede a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Una vedovanza che l'ha accolta 8 anni fa. Ha 5 figli, 3 maschi, 2 femmine che vanno dai 40 ai 22 anni. Il maschio di 40 e la femmina piccola 22. Di 22. 3 nipoti, 2 maschi e una bambina di 2 anni se non sbaglio. Sì. Una bella famiglia, una famiglia che la signora insieme a suo marito ha messo in piedi, passando attraverso una giovinezza, la sua, molto particolare, se non sbaglio. Perché lei è stata una bambina, mi dicono, molto particolare. Perché? Dunque, all'età di 7 anni io cominciai a vedere nelle persone delle forme di luce, che aloni di luce colorati e non. E a 7 anni io ero come una bambina normale, credevo, e aspettavo dei riscontri dalle mie coetanee, e questi riscontri non sono mai venuti. E così ho capito che nel gruppo delle mie amiche ero solo io la persona di vedere tutto questo. E così questa è la prima tappa in pratica, che non avevo mai conferme da nessuno. Questo l'ha un po' sbalordita, presumo. Mi ha sbalordita molto, anche perché quando cominciai a crescere e avevo delle forme, non dell'aurea completa delle persone, ma nella persona stessa non vedevo più il colore, l'armonia, la bellezza, ma cominciavo a vedere una forma grigia e scura, e dopodiché la persona aveva una malattia molto forte e incurabile. E lì cominciarono proprio la mia tragedia, perché ero impotente, non potevo parlare con nessuno. Perdoni, sì. La bambina come ha fatto a capire che quello che lei vedeva attorno alle persone corrispondesse a quello che mi sta dicendo adesso? Ecco, allora, quando ho scritto il mio primo libro ho ragionato con l'età di una bambina. Più avanti nel tempo, nella terza tappa della mia vita, ho avuto la fortuna di conoscere mio spirito guida, alla quale mi fece una vera e propria scuola. Mi disse di questo dono particolare, che tutti noi abbiamo una zona dell'aura, che questa si manifesta secondo le nostre, come si può dire, intenzioni, i nostri malori, la nostra vita. Siamo energia e ci curiamo anche di energia. Allora diciamo che fino all'età di 12 anni io avevo tanta preoccupazione, ero demoralizzata perché non sapevo con chi parlare, e presi uno spunto dalla mia nonna paterna e dissi: perché a me succedono queste cose? Lei mi disse: ascolta, nella famiglia ci sono state delle situazioni come la tua, la nonna paterna, la bisnonna e la trisavola, e anche loro non hanno avuto modo di parlare con terze persone, però abbi fiducia e quando sarà il momento vedrai che le cose ti verranno svelate. E così attesi.
attesi per un po' e cominciavo a 16 anni così. A un certo punto della giornata, una giornata qualsiasi, ero nei miei pensieri assorta e cominciai a vedere una luce emisferica con dei colori e una figura armoniosa e lucente, una voce che mi disse che il mio spirito guida, io sono Emanuele. Mi portò a capire il dramma che avevo avuto da quel momento ai 7 anni. Mi portò a capire l'importanza di capire queste funzioni che hanno il nostro corpo perché risiedono in ognuno di noi. Lei in questo momento vede la mia aura? Guardi, l'aura noi ce l'abbiamo tutti, però per farla, per vederla bisogna essere tranquilli. Ad esempio bisogna essere in una parete bianca, in una tenda bianca, non così. Certo. Così c'è, ma c'è un miscuglio di tensione e non si può. Comunque questo è stato un primo passo che facciamo attraverso la sua vita per cercare di far capire anche al pubblico a casa che lei fin da piccina aveva in dono, diciamo così, questa peculiarità, quella di riuscire a vedere là dove noi non siamo in grado di poter vedere, quindi cogliere questa circolarità luminosa che c'è attorno a tutti quanti noi, come lei dice, che è in grado di rappresentare al meglio, credo, quelle che sono le peculiarità dell'individuo, quindi la sua salute, la sua energia positiva o negativa che sia. Ecco, questo è una prima pennellata sulla sua esistenza. In realtà quello di cui vorrei parlare con lei di più è quello che le è accaduto all'età di 35 anni, se non sbaglio. Sì. La signora Morganti, può apparirvi singolare quello che vi sto per dire, la signora Morganti a 35 anni è morta. Sì. La signora Morganti a 61 anni è qui. Sì. Che cosa è successo, signora? Allora, a 35 anni io ho avuto, fui colpito da un tumore alla quinta vertebra e anche al nervo simpatico. Dopo 5 giorni dall'operazione ho avuto anche una complicazione di un'embolia. I medici fecero di tutto per portarmi ed erano molto dispiaciuti. Alla meno peggio mi sarei rimasta paralizzata. E allora, quando entrai in coma, vidi subito un tunnel molto molto luminoso e dei parenti che mi venivano incontro. Vidi la mia nonna Antonietta e un fratello che all'epoca morì 14 anni prima in un incidente e ne aveva soltanto 18. Io ero abbastanza tranquilla e mi sentivo leggera. Come sapeva che era in coma in quel momento? Sì, perché poco prima di entrare in coma avvertii un dolore spaventoso che è proprio come il dolore da morire, che è inesprimibile, e poi basta. Entrai in questo coma, entrai in coma, vidi questo tunnel meraviglioso, perché è bello, perché la vita dopo la morte è bella, siamo accolti da persone che ci conoscono e non ci troviamo in una zona completamente soli. E allora questo mio fratello mi disse: non è il tuo turno, torna indietro e quando sarà il tuo momento ti verrò a prendere. Io allora... Signori, guardate, queste sono... io non mi permetto di dirle se credo o non le credo, mi permetto di ascoltarla e di fare in modo che il suo racconto possa arrivare un po' a tutti, ma queste sono testimonianze che oggi ci sta dando la signora Morganti, ma per chi fosse interessato all'argomento sono particolarmente ricorrenti. Le persone che raccontano esperienze di questo tipo raccontano bene o male tutti lo stesso tipo di esperienza. Chiaramente le persone che si incontrano in questo tunnel di luce sono diverse rispetto alla vita che ognuno di noi ha condotto, i propri familiari o che sia, però c'è la ricorrenza di questo fatto. E vi dico questo perché io sono non scettico, sono dubitante, nel senso che non ho vissuto queste esperienze e mi fido di quello che sento raccontare,
ma testimonianze che vengono da diverse culture, da diversi paesi, in diverse epoche, coincidono e convergono sempre, sistematicamente, su una forma di racconto e di esperienza come quella che ci sta raccontando la signora Morganti. No, le dico questo perché ho notato, ed è normale per quanto nella penombra, alcuni di voi che ciondolando col capino dicevano ma che ci sta raccontando? Lo capisco, sono esattamente come voi, anch'io vorrei poter avere maggiori certezze invece che solamente ascoltare una storia e poi farne quello che la storia farà dentro di me. Io dico che nella vita... Però ci sono racconti che corrispondono. Esatto. Prego, le chiedo scusa. Ecco, e allora questo mio fratello Gianni mi disse guarda che non è ancora il tuo tempo, quando sarà il tuo momento ti verrò a prendere. Allora io mi trovai in un mare in burrasca, proprio come agitata, sempre in coma, e vidi una mano di luce, che era quello del mio spirito guida, che mi tirò fuori, sì, Emanuele, che mi tirò fuori. E per esempio quando sono uscita fuori ero ancora in coma e vidi il mio corpo nel letto d'ospedale con i medici che si davano da fare. Dopo un po', perché rimasi una giornata in coma, aprì gli occhi e il medico mi disse signora, stavamo temendo tutti per la sua vita. E io mi guardai le mani e avevo delle mani nere e un po' gonfie, ma ero contenta perché ce l'avevo fatta ed ero convinta che il mio spirito guida Emanuele mi aveva salvata. E sono qui dopo tanti anni a raccontarlo. Le faccio una domanda che forse non è inerente con tutto quello che mi ha detto fino adesso, ma mi viene così spontanea ascoltando il suo racconto. Lei ha trovato una sensazione di bellezza nel momento in cui sì, si è sentita trasportare sì, in questo tunnel di luce, di tranquillità, sì, di grande pace. Sì. Sicuramente una famiglia l'aspettava, eccetera, certo, eccetera. Mi domando perché lei è stata contenta di essere tornata indietro e non era così felice dove si trovava? Perché intanto non è giunta la mia ora e noi Questo abbiamo... gliel'hanno detto? No, anche statisticamente abbiamo delle premorti tutti noi, no? Tipo incidente, cose che usciamo dal coma, incidentata. Allora io praticamente avevo questi 4 figli prima, perché la mia Emanuela... Questo è comprensibile, come madre questo ecco, è comprensibilissimo. Però non era ancora giunta la mia ora, perché se era giunta la mia ora sarei andata ed in qualche maniera si sarebbero arrangiati, però rimanere anche paralizzata completamente con 4 figli piccoli, non so, certo, la scelta quale sarebbe stata la mia. La sua peculiarità a oggi, questa sua capacità di vedere, in che maniera la utilizza, se la utilizza? Guardi, la utilizzo molto di rado. Delle persone che hanno qualche problema, che non riescono a livello di medicina a venirci fuori, mi interpellano, perché il mio lavoro è di pranoterapia. Lei fa pranoterapia? Sì, io assieme alla mia ragazza, quella più grande. Lei non ha più paura di morire? No, assolutamente no, perché è una cosa... non è bella la morte perché non la conosciamo e non ce l'hanno fatta conoscere, però visto che c'è un mondo dopo il di là e che noi comprendiamo e abbiamo anche la possibilità di aiutare in qualche modo quelli che sono qui alla terra, i nostri parenti e gli amici, è tutto, perché abbiamo da lassù una visuale diversa, non c'è l'odio, non c'è tante cose e riusciamo a capire determinate cose che in qualche modo possiamo dare aiuto al mondo che adesso è un po' in confusione. Beh, sì. Cioè non io, ma gli altri, lo è sempre stato, quelli che sono già comunque, ecco, nella sfera più alta. La sua testimonianza, come quella di altre persone che magari ascolteremo, ognuna con delle particolarità differenti, è comunque uno spiraglio di riflessione, no? C'è una vita dopo la morte in pratica. Lei asserisce questo, sì, lei lo ha vissuto, lei è in grado di poterlo dire. Noi no, ci affidiamo alle sue parole per provare a riflettere in una maniera diversa da quella a cui magari riflettiamo tutti i giorni. Io la ringrazio immensamente per aver pubblicamente portato la sua testimonianza. Grazie signora Morganti, grazie davvero. Grazie. E un saluto a quell'enorme charter di famiglia che l'aspetta a casa.
Ok, per la registrazione, va bene. Come avete visto, questa dolce creatura, nata con queste caratteristiche, per tanti anni ha portato avanti alcuni argomenti. Come avete saputo, poi l'8 gennaio 2011 è trapassata, finendo il suo percorso terreno, finendo la sua missione. Negli ultimi 2 anni Emanuele, la sua guida, ci esortò spesso a documentare il più possibile esperienze anche di confine, se si potevano definire tali. Ma questo perché? Perché c'era il tempo di dare alle persone, all'umanità, alla gente, il modo di riflettere, il modo di condividere, il modo in qualche modo anche il sistema per aprire un po' la mente. Apro e chiudo parentesi. La scuola dei cerchi nel grano altro non è che poi l'inizio di vedere non più questi simboli piatti, ma cominciarli a vedere in 3D, dando una forma e di conseguenza tutta una forma di lettura. Chiusa parentesi, magari mi collego mano a mano fino alla fine perché mi sento un po' in colpa di non fare questa cosa oggi, ok? Per cui io vi ho portato oggi qualcosa da vedere, come vedete Locarno, aspetta, Canton Ticino, 2009, aprimi quella cartella, è la seconda, ok? Apri, ma non ancora avviarmi il video che è ok, non avviarmelo ancora. Maria anche era una pranoterapeuta, Maria teneva corsi di autoguarigione, faceva tante cose, ma Emanuele diceva, bene, però dobbiamo dare la possibilità in qualche modo di far vedere le energie, chi collabora con la natura, le energie che collaborano con gli elementi, tante cose che andavano in quel momento, perché Maria era la prima che diceva, ma perché, diceva al maestro dei maestri, Emanuele, la sua guida, ma perché noi? E lui diceva, perché voi siete persone semplici, voi le date, le regalate, non le manomettete, e quello che avete, quello che ricevete dal cielo, lo date. Questo è il mio primo impegno oggi, e grazie agli amici come Silvano io riesco ancora a testimoniare in questo modo. E oggi per me è essenziale quello di condividere e raccontare tutto ciò. Allora, che cosa è successo? In Svizzera, la sua guida, Emanuele, ci vuole su questa piana, adesso io ve la sintetizzo, poi vi faccio vedere tutto il montaggio. Ci vuole su questa piana tranquillamente, vicino a un corso d'acqua, e i famosi orb, o comunque quelle piccole sfere di luce che spesso si fotografano e non si vedono, ma fanno parte di tutta una serie di energie collegate al... Ma adesso non... Io qui in un libro abbiamo dedicato un argomento, un capitolo a tutto questo. Cosa succedeva? Che con Maria io ho avuto la fortuna più spesso di vedere con lei e di fotografarle. Per cui quando io dicevo a Maria, Maria, ma le vediamo? Si dice perché? Perché dobbiamo testimoniare, dobbiamo fotografare, dobbiamo testimoniare. Io ho avuto questa piccola esperienza con lei. Qui è documentata, neanche Silvano non l'ha mai visto questa cosa, ok? Per cui fai tasto destro e vai con la VLC che dovrebbe funzionare tranquillamente. Volutamente io non ho messo, vai subito in pausa, che dico ancora una cosa. Queste poche presentazioni, sono silenziosissime, perché? Perché magari fermando un attimo il video io ve la commento, ma penso che la maggior parte di voi sappia che solamente costruire una presentazione così con una base musicale dobbiamo, ok? Siccome il nostro lavoro come testimoni della vita di Maria è non lucroso, io non voglio fare confusione mai su nulla, non voglio pagare nessuno, io non chiedo niente a nessuno, per cui le presentazioni le lascio così libere, silenziose, e le commento io, ok? Però sarebbero belle con alcune basi musicali o anche un po' più... però giusto per dirvi che vedrete delle cose così piatte, silenziose, e vi chiederete, Madonna, come mai? È proprio per condividere le immagini e magari commentarle. Vai, parti, ed eventualmente ti chiedo solo velocemente, quando ti chiedo una pausa,
le luci, grazie. Sì, un po'. Questo è un po' l'ambiente dove ci hanno fatto andare. Quando io dico ci hanno fatto andare, avete capito che chi intendo? Sempre la guida di Maria, sempre Emanuele, sempre quella creatura celeste che Maria dichiara espressamente in una delle ultime pubblicazioni essere Gesù di Nazareth. Quello che molte persone chiedevano a Maria, ma anche tu parli con Gesù? Sì, ma molte altre persone nel mondo parlano con Gesù e nulla si muove se non c'è il benestare del maestro dei maestri, come lo definiva Maria. E questo ve lo puntualizzo perché? Perché dopo vi farò vedere qualcosa di ancora più particolare, che abbiamo filmato e fotografato nella città del Vaticano, che Silvano neanche questo ha ancora visto. Questa è la piccola valle dove ci hanno esortato, vedete la data? 30 luglio 2009. Noi non pensavamo che ancora ci fossero solo un paio di anni dal trapasso di Maria, ma eravamo impegnati a 1000, a tempo pieno. Io sinceramente da essere umano vi posso dire che pensavo di essere vicino a una persona immortale, che non avrebbe mai lasciato questo pianeta. Dentro il mio cuore pensavo questo, di essere vicino a lei e di rimanerci per sempre. Ora ho capito che ci rimarrò sempre, ma fisicamente c'era un tempo. Qui ci siamo fermati più giorni, naturalmente come abbiamo raccontato più spesso nei nostri viaggi si faceva molta meditazione, si faceva molta concentrazione, cercavamo di entrare in sintonia con il luogo soprattutto. Questo è il corso d'acqua dove ci hanno indicato e adesso vedete dei piccoli scatti vicino a questo corso d'acqua, i più importanti almeno, queste piccole creature di luce, queste piccole sfere di luce che transitavano vicino a noi, il tempo di fotografarle e poi scomparivano. Si materializzavano, il tempo di fotografarle e poi scomparivano. Questo non siamo ancora mai riusciti, quando c'era Maria, ancora sono tutte immagini inedite, non c'è stato il tempo di presentarle, di preparare conferenze, non c'era più il tempo. Queste calcolate erano piccole sfere di una ventina, trentina di centimetri. Sempre si facevano vive vicino, di solito queste vengono fotografate inconsapevolmente, come orb. Normalmente si fotografano, non si vedono, poi si vedono nella foto. Noi lì in Canton Ticino invece le vedevamo e le fotografavamo. Più o meno le dimensioni sono quelle, erano piccole sfere, 20-30 centimetri, 20-30 centimetri, molto colorate, azzurre, rosa, gialle, blu più scure, vedete? L'erba, qui c'è il corso d'acqua. E questa è stata un'altra piccola esperienza dove Emanuele diceva, bene, un argomento, spesso Emanuele diceva così, Miriam la chiamava Miriam, Maria in ebraico, diceva Miriam, è il momento magari di dare una formazione un po' diversa, si sta parlando di questo argomento, cerchiamo di sviluppare questo argomento. La nostra scuola con Emanuele era questa, l'argomento funzionava per qualche mese, lui ci riuniva e diceva Miriam, bisogna che affrontiamo questo argomento, dobbiamo dare delle testimonianze diverse e quello era tutto il nostro lavoro. Organizzavamo i viaggi, i trasferimenti, si faceva tutto così, tutto fra di noi. Maria naturalmente era quella che si sacrificava più di tutti. Questa è una delle più grosse poi sopra il corso d'acqua, qui parliamo di quasi 40 cm di sfera, ma transitavano qualche secondo, per il tempo di fotografarli. Ok? Grazie. Passiamo alla cartella successiva. Oggi voglio farvi vedere un po' di cose, perché non lo so, è da ieri sera che non ci dormivo sopra, dicevo, devo far vedere, o forse giustamente, come ultimamente mi è stato fatto capire, sono anch'io forse un po' più disponibile a parlarne o a far vedere queste cose. Allora, aspetta. Apri questo, 21 dicembre. Non aprire ancora il video.
sempre tra i vari progetti di Emanuele c'era questo famoso 21 dicembre del 2012. Ok? Tralascio tutto l'argomento 21 dicembre 2012 che penso che la maggior parte di voi conoscerà, ha conosciuto e si è scritto, si è detto fiumi di cose. Ma Maria ci avrebbe dovuto portare, non c'è stato più il tempo per farlo, perché? Perché in quell'occasione, in questo sito particolare, ascoltate bene, ed è tutto pubblicato, noi saremo in grado di testimoniare tutte le pubblicazioni con tutto quello che ha detto Maria, perché ne stiamo confermando una alla volta, ma una alla volta si sta confermando. Si sarebbe aperto il 9° sigillo. Che cosa significa? Significa che, spiegato ancora in tempi molto antichi e profetizzati fin dal tempio del primo inizio delle prime famiglie essene, per cui parliamo di qualche centinaia di anni fa, ci sarebbero state queste 9 aperture, cioè questi 9 sigilli che avrebbero contribuito a tutta una serie di simboli per confermare una seconda venuta importante, la sua, quella di Gesù di Nazareth. Quando Maria iniziò a prepararci 2 anni prima, ci preparò con una scuola particolare perché? Perché avremmo dovuto andare lì ed assistere a Stonehenge, come sito particolare, a questo evento, ma nulla avremmo mai pensato. Perdo ancora qualche secondo, dopo vi faccio vedere quello che abbiamo non filmato, non siamo riusciti a filmare, ma quello che abbiamo vissuto personalmente, noi, Moreno che è qui presente con me, l'abbiamo vissuto tutti fisicamente e siamo stati tutti testimoni di questo. Non avremmo mai pensato di non aver Maria vicino, perché voi pensate, abbiamo iniziato tutto il lavoro nel 2009, c'era questa grande gioia, questa grande apprensione, Maria finì il suo impegno terreno 2011, che cosa facciamo? Abbiamo fatto un anno di crisi totale, voi non potete immaginare, ci riunivamo e non sapevamo più cosa fare, cosa facciamo, cosa non facciamo, ma Dio ha voluto poi, in quella grande luogo che ha lasciato Maria, che è la nostra sede, che vedete in molti brochure che ho visto che vi sono stati lasciati oggi, lei ha lasciato lì un piccolo tempio dove ancora noi ci riuniamo oggi e Dio ha voluto farci capire bene che cosa sarebbe stato fatto. E siamo partiti, vai. Qui vedete solo una spiegazione come slide, perché l'istante in cui una sfera ha tagliato di netto Stonehenge, nessuno stava riprendendo quell'istante. Ma vi assicuro che abbiamo fatto ore e ore e ore impiantati là a guardare, perché immaginavamo quello che sarebbe dovuto succedere, ma sapete, umanamente e razionalmente non è facile. E non avevamo più Maria fisicamente vicino, perché vi ricordo che Maria, quando noi ci spostavamo con lei, era lei il canale in tempo reale. Lei comunicava in tempo reale, aveva le indicazioni in tempo reale, per cui noi quasi non ci preoccupavamo mai di quello che poteva accadere. Perché? Perché lei aveva le indicazioni esattamente e in seduta stante. Questo è l'aeroporto e qui con la nostra guida, oggi divenuta anche un caro amico, perché si sta preparando alla pubblicazione in lingua inglese, per cui l'anno prossimo probabilmente verrà divulgato anche in lingua inglese questo piccolo libricino e noi siamo molto molto contenti, perché insomma la Gran Bretagna, sapete, no, il territorio inglese è un po' la patria, che ha iniziato un po' questo argomento. Qui ci stiamo portando a piedi, vedete, con il nostro gruppo, qui abbiamo il sito di Stonehenge. Qui siamo arrivati nella notte del 20 dicembre, per cui c'era stato detto che avremmo dovuto rimanere lì nel passaggio di orario fino almeno alle 2 del 21, per cui al passaggio, in modo da vivere questo passaggio di... Questa è un'altra collaboratrice, la Michela, questa è la figlia della Maria, avete visto qui di fianco per qualche secondo, era una delle 2 figlie di Maria.
È stata una cosa eccezionale perché, come vedete, quella notte era nuvolosissimo, durava da giorni, per cui c'erano inondazioni continue. Tim, la nostra guida, quando iniziò a vedere il cielo verso le 10:30, Moreno, dimmi se mi sto sbagliando, ma credo verso quell'orario, no? Il cielo iniziò ad aprirsi, iniziò a schiarirsi, sparì completamente. Lui continuava a dire: ma sono giorni e giorni e giorni, incredibile, ma proprio questa sera iniziò ad aprirsi. Questo è quello che vi dicevo prima, noi abbiamo scattato delle foto, ma qui inconsapevolmente poi attraverso le foto ci siamo accorti tutto quel tipo di energie che c'era vicino al sito. Io le ho volute inserire perché così si poteva anche vedere questa parte di presenza. Qui vedete era tutto molto intenso, molto copioso come presenza. Questo è tutto quello che scattava la macchina. Voi dovete immaginare il buio totale, perché è un sito che non è illuminato, la notte era buio totale, e la macchina fotografava queste cose, queste realtà molto trasparenti. Poi magari alcuni di voi sanno perfettamente o conoscono abbastanza l'argomento. Noi con Maria abbiamo dedicato proprio un capitolo a uno dei libri che poi trovate lì da Moreno nell'angolino. Ma la parte più bella fu quando in un orario ben preciso, in un momento ben preciso, a cavallo di questo tempo, e noi abbiamo cercato di spiegarlo con alcune grafiche che adesso vedrete, molto semplice, ci fu questo passaggio. Questa è la guida che ci accompagnò. Ci fu questo passaggio di questa piccola sfera che tagliò proprio tutto il sito di Stonehenge. Poi nei giorni successivi, questa è una foto che abbiamo fatto sempre al buio totale, che io naturalmente con la scuola dei cerchi nel grano ho associato alla A di apertura. Qui magari per molti di voi che non mi hanno sentito mai parlare di cerchi nel grano, magari vi stuzzico un po' la curiosità, però è una cosa che andrebbe spiegata con un po' di tempo. Però i libricini ce li abbiamo oggi. Vedete? Costellazione di Orione. Qui è la grafica come noi abbiamo messo quello che abbiamo visto. Costellazione di Orione, e ci fu questa sfera che passò tutto laterale così attraverso il sito. E che non è stata registrata, non è stato possibile registrare. Finché vedete qualche immagine ancora di Stonehenge, il primo sigillo che con Maria abbiamo potuto testimoniare avvenne nel 2005 in Egitto. Nel brochure potrete trovare qualche indicazione, ma anche su questo magari con il tempo, se con Silvano ci sarà la possibilità, va spiegato, perché fu un altro appuntamento con questi meridiani dove ci aspettarono e ci fu la possibilità di filmare a Luxor altre realtà di luce, altre sfere di luce. Ma quello fu l'inizio, 2005, e si chiuse 2012, cioè 7 anni. Per cui non entro nell'argomento 7, ma anche nel brochure troverete molti riferimenti su questo, e molti di voi che sono probabilmente in pieno percorso di ricerca o comunque ricercatori a livello molto spirituale sanno perfettamente il significato di questo numero. Che cosa è successo? A questo, che vi ho fatto solo vedere qualcosa che ci siamo trovati a decidere senza Maria, nel 2010, aspetta, vorrei farvelo vedere per ultimo, agosto 2010, cioè settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 5 mesi prima che Maria finisse la sua esperienza terrena, 5 mesi prima, Emanuele, la sua guida, ci volle alla città del Vaticano. Dopo capirete perché. Su quello che abbiamo fotografato, su
queste sfere, su quello che ci hanno comunicato queste sfere. Sembravano proprio delle sintesi mnemoniche di trasferimento simbolico, una cosa incredibile. Naturalmente Roma, per cui città blindata, e vi racconto alcuni particolari che neanche Moreno, che è oggi presente, oggi mi sento magari di raccontarvelo, ve lo racconto in maniera un po' più precisa. Silvano sicuramente lì che sorride, è contentissimo, ma oggi mi sento un po' di raccontarlo. Per cui quello che è successo 5 mesi prima che Miriam, scusate, io spesso la chiamo Miriam perché noi eravamo talmente abituati a sentirla chiamare così da Emanuele. Invece voglio farvi vedere, in piena scuola dei cerchi nel grano, Meridiano dietro casa, anzi, aprimi questo, Meridiano in cielo. Spesso, quando questa scuola veniva per me il mattino, presto, Maria mi ricordava che quando facevano queste creature di luce, quando facevano questa scuola, spesso si portavano in zone dove la trasmissione fosse più semplice per noi. Allora, io dicevo spesso a Maria, ma anche vicino a casa mia? E lei diceva, certo, è che non li vedi, o non lo sai che ci sono, ma non ti preoccupare, mi diceva Maria, tante volte Silvano me lo diceva, vedrai che li fotograferai, vedrai che li riprenderai, non ti preoccupare. E così avveniva sempre. Allora, io qui sono riuscito a fare 2 scatti, perché non so se avete già visto dov'è. Perché? Perché appena si vedeva, lo spostamento era abbastanza veloce, però naturalmente loro in continuo contatto telepatico sanno perfettamente quello che tu riesci o non riesci a fare. Per cui io, appena ho fatto un paio di scatti, se tu passi con la freccetta alla foto successiva, vedi che è molto più spostato. Questo è il primo. Passa solo con la freccetta, ok. Vedete, da questa altezza qua più o meno, era già a questa altezza qua. Questo è proprio un meridiano. Vi do un'idea della misura. Un giorno noi abbiamo chiesto, Neuronice e Ram, erano i 2 meridiani che comunicavano con Maria, abbiamo chiesto, ma quanto grandi siete? Più o meno. E uno, Neuronice, che era il meridiano che faceva più scuola a Maria, disse, se io mi dovessi abbassare, riuscirei ad illuminare tutti gli Stati Uniti d'America. Ok? Così vi fate un'idea. E dobbiamo farci un'idea, e io oggi spero di riuscire nel tempo a parlare sempre di più anche in mezzo a una certa classe di scienza. Bisogna che cominciamo ad aprire un po' la mente, dobbiamo cominciare a comprendere altre forme, ma non con dogmi mentali, dobbiamo cominciare veramente a elasticizzare un po' la nostra consapevolezza. Per cui queste creature di luce, e naturalmente quando loro dicevano i nostri collaboratori, si parlava di entità sferiche di luce un po' più piccole naturalmente, perché lui diceva io non mi posso avvicinare molto al pianeta, perché se mi avvicino solo la mia luce illumina i vostri Stati Uniti d'America, avete presente? Era abbastanza grande. Per cui questo è quello che abbiamo fotografato, ma una sera nel 2009, chiudi pure le foto. Ti ringrazio. No, non mi hai detto come ti chiami, non mi ricordo. Pierluigi, grazie della tua collaborazione, dopo mi prepari il conto, che io naturalmente non ti pagherò. Meridiano dietro casa. Prima di avviare il video. Qui si parla ancora 2009, un paio di anni prima, vuol dire in piena sempre preparazione di progetti. Allora, solito, Maria spesso mi diceva, è che tu, metti in pausa. Grazie. E che spesso lei mi diceva, perché poi vi lascio vedere, perché qui ho cercato dietro casa dei riferimenti. Naturalmente era buio, era il tramonto. Ti ringrazio. Era il tramonto, ma al buio così credo che si vedranno molto bene. Vedete proprio dei riferimenti della mia siepe, del mio orizzonte vicino a casa, si vede perfettamente. E poi vedrete, per togliere sempre quella forma di che cosa sarà o di che cosa non sarà,
Ho filmato anche la luna, ho filmato un aereo, ho filmato qualcosa che non c'entra, che dimostrasse che stavo in realtà filmando qualcos'altro. È relativo, ma nel tempo ci siamo resi conto spesso con i viaggi che abbiamo fatto e con i loro appuntamenti, non avvistamenti, il dover documentare sempre per non convincere, ma per dare un modo di riflettere a una parte di scienza molto scettica. E allora cercavamo sempre molti riferimenti. Poi in realtà i filmati sono stati periziati, sono stati visti da dei registi di televisione, sono stati ok, anche perché quello è quello che filmavamo, non è che si potesse fare altro. Per cui vai, qui, vediamo quando vedo dei riferimenti del confine dietro casa, perché questa qua è la parte dove io sono uscito e ho iniziato a vedere questa creatura che si muoveva molto lentamente. Così ancora non vi dà l'idea della grandezza, ma quando io comincio ad andare indietro e cercare dei riferimenti dietro casa, comincerete a vedere qui la mia siepe, eccola qui, la mia siepe, la vedete? Si riesce a vedere? Un po'. Per cui questa è la siepe dietro casa che ho, e poi naturalmente cercavo lui, ero a braccio, e mi rendo conto adesso rivedendolo, anche un po' emozionato, perché non credevo ai miei occhi. Però mi sono avvicinato al muro, da dilettante, non da documentarista. Prova a dare uno, qui dovrebbe vedersi un albero anche, ho dei rami di un albero qui. Allora mi sono appoggiato al braccio, alla casa, e ho iniziato a cercare di metterlo a fuoco. Ho cercato di andare più a fuoco possibile. E quando ho cominciato a dare a fuoco, fai uno stop qui, se ce la fai. Ho rifatto lo zoom. Se ce la fai, c'è un attimo di stop dove io al computer, dovresti vederlo meglio tu, che lui c'è al computer, dove si vede proprio, si vede la siepe, si vede la rete della mia casa, la siepe e un albero. E io che mi sono appoggiato e ho cominciato a metterlo a fuoco, un po' più fermo con il braccio. Un po' prima. Qui ho cominciato a stare un po' più fermo. Però si vede nell'orizzonte e si vede che sono proprio a pochi chilometri, perché si vede la siepe, si cerca la siepe, ferma qui, si vede la siepe qui, che adesso ne fermo immagine, e lui molto grande, molto grosso. Io vedevo che non era una stella, e una stella non è in movimento, non si muove in maniera orizzontale. Dopo io stesso ho cercato 2 primi piani, come vedete alla fine. Ma cosa è successo? Quando ho cominciato a metterlo a fuoco, che mi sono reso conto, e poi sentite dentro di voi che è così, mi sono balenato tutte le parole di Maria, è che non dai molto peso, ma vedrai che li filmerai, e proprio dietro casa, e loro che ci facevano scuola, per cui erano dei regali, questi erano dei regali, per me sono stati dei regali, proprio dietro casa. Vai avanti. Quando lo fermo in primo piano, si vede proprio che ho filmato dei momenti dove passa vicino a una nuvola, se ne esce, rientra vicino a una nuvola, fa degli spostamenti. Se tu lascialo pure il filmato, vedrete che quando riuscirò a rimanere un po' più fermo, ancora vedete, sto cercando sempre dei riferimenti, che avete capito perché torno indietro, perché sto cercando qualcosa vicino a me. E vedete proprio delle nuvolette qui, che se fosse una nuvola, se lui fosse fermo e la nuvola passa, ma non la vedete ritornare. Io che vedevo, mi rendevo conto che faceva questo spostamento, poi si spostava, poi tornava indietro, ma tutto molto lentamente. E sono stato fortunato perché poi ho ripreso anche questo passaggio che vedete fra poco. Per cui sentivamo queste creature sempre molto vicine a noi. E quando Maria naturalmente ci riuniva e ci faceva scuola, lui ascoltava spesso le nostre curiosità, cercava spesso nei nostri cuori e nella nostra mente dubbi o perplessità che avevamo. Fra poco dovrebbe esserci, Si vede proprio questo passaggio. Qui deve essere venuto, non so se vedete come prima, era ancora più grosso, secondo me mi stava venendo anche incontro, perché era molto più voluminoso, io a occhio nudo lo vedevo proprio lì,
lì davanti, molto luminoso. Scusate, provo ancora un po' di emozione a riguardarlo. Anche perché questo non l'ha visto neanche Moreno. Moreno, l'hai mai visto? Conferma, perché sennò pensano che dico delle stupidaggini. Perché non mi sono mai sentito. Questo naturalmente l'ha visto Maria. Io questo l'ho fatto vedere a Maria. Ma non ne ho mai parlato, perché diceva Maria, è un regalo enorme per me, non me lo merito, lascia stare. E Maria diceva, custodiscilo qui che poi un giorno magari ne parlerai. Ok, vedete, sto ancora cercando lì indietro, per cui il tempo c'era. Lo spostamento era ancora verso destra, ma immaginavo che non sarebbe stato lì ancora molto. Anche perché dietro casa nostra c'è tutta una campagna e probabilmente nella zona in cui si trovava ha stazionato solo un po' di tempo e poi ha avuto altro da fare. Eccole qua, vedete? C'è una piccola ombra di una nuvola. Adesso questa qua, lui fa questo movimento, si vede l'ombra che passa. Vedete? Quasi un po' dietro. Questa è la mia mano che non riesce a star ferma. Guardate, vedete così? Poi vedete, se passa, adesso vedete che torna indietro adesso fra poco. Passa e poi e torna indietro. La stessa cosa torna indietro, per cui se fosse stato nuovo, invece proprio, vedete, la stessa fase, lui si spostava e io ricordo questo, ci dava proprio il tempo di filmare. Io qui sono stato tanto emozionato perché mi dava proprio il tempo di filmarlo. Ho cercato un punto luminoso in cielo, ma come vedete, sempre poggiato alla mia casa. Adesso la metto a fuoco. Sono riuscito a metterla a fuoco, mi sembra. Ricordo di averlo fatto. È la luna. Ok? È la luna. E sempre addosso alla casa, così, siccome io sono in una traiettoria dall'aeroporto di Venezia e l'aeroporto di Treviso, ho detto aspetta che aspettiamo anche un aereo, che non si sa mai. Ok? Mi sembra che sia abbastanza diverso. Ok? Questa era nell'abitudine che noi quando filmavamo cercavamo sempre questi riferimenti in modo tale che le domande non fossero sempre uguali. Ma forse avete filmato un aereo? No, guarda, non è una cosa così. Ma forse avete filmato la luna? No, guarda, la luna è questa qua, quella che tu vedi. Ok? Vabbè, puoi fermare, poi il video si ferma qui perché erano solo alcuni secondi. No, io abito a Mirano. Ma siete voi quelli che siete arrivati da Milano? Ah, siete voi dietro. Ah, tu sei di Mogliano. Noi avevamo la sede a Mogliano. Sede a Mogliano e invece io abito a Mirano. A Mirano. La R al posto della L. A Mirano. Allora, vi ho tenuto per l'ultima questa cosa. Silvano? Dove sei? Ah, sei qua. Mi sto prendendo tutto il tempo oggi. Bene, finisco allora, finisco. Mi sono tenuto questa ultima cosa di Roma. Perché? Perché vorrei chiudere anche con voi con una ulteriore cosa importante e soprattutto una cosa che amici oggi come Silvano sanno perfettamente, molti ricercatori ancora non hanno messo ben chiaro il mio impegno principale, che è quello di portare avanti un messaggio principale di Maria, di dare testimonianza, ma per me diventerà essenziale chiudere i miei interventi sempre in questo senso. Per cui Maria è stata un'altra grande testimone del Gesù vivente, ok? Quel Gesù vivente che ci mandò a Roma. E vedete che cosa abbiamo fotografato al Vaticano. Non c'era momento, prima di mandare il filmato, che vi godete anche qualche foto che abbiamo fatto, qualche ripresa,
qualche bella immagine poi tra l'altro. Emanuele diceva, mi raccomando, dovete ascoltare le mie indicazioni, perché la milizia non è preparata a questo e non sa quello che voi fate. Quando noi la sera andavamo vicino alla città del Vaticano, Miriam diceva, sì maestro, ma che cosa dobbiamo vedere? Non ti preoccupare, quello che vedrete lo fotograferete, ma è importante il luogo ed è importante quello che voi vedrete che verrà comunicato da queste creature. E noi naturalmente, quando ero vicino a Maria mi sentivo un leone, non avevo mai paura di niente vicino a lei, ma tante volte spesso lei mi diceva, oh, attenzione, dobbiamo rientrare, perché in comunicazione continua telepatica, quando c'era del pericolo, solo una sera non abbiamo dato ascolto a questo, eravamo lì e Maria veniva esortata a rientrare e si fecero vicine a noi 2 persone, semplicissime. Dopo abbiamo capito chi erano, quando ci hanno preso sotto braccio. Ok? Per cui questa creatura celeste, perché vi racconto questo e mi sento di raccontarvi questo? Perché io quando sento oggi testimonianze trasversali che fanno spesso confusione o che vengono dette le cose in maniera distorta, primo rimango un po' infastidito, secondo rimango un po' triste e terzo mi convinco che io devo continuare a raccontarle queste cose, perché il cielo è ordine, la luce è ordine, è equilibrio, è perfezione, il resto è confusione umana, mentale che abbiamo e di casini che continuiamo a fare sopra questa creatura vivente che è una cosa incredibile. Parti pure. Quando cominci a vedere qualche foto, sai, di documentaristica, ti fermi perché vi racconto come noi siamo arrivati il primo giorno a Roma con Maria. Maria le definiva le realtà non viste, perché nella maggior parte dei casi non si vedono. Maria era nata così. Io mai avrei pensato un giorno di essere vicino a lei e di vedere ciò che vedeva lei. Mai, non avrei pensato. Anche se io vedevo una minima parte di quello che lei vedeva. Mi viene in mente lo Yucatan, quando abbiamo filmato quella energia di luce, Maria mi diceva, filma lì dietro che c'è. E io dicevo a Maria dove? Io non la vedevo. E mi diceva, filma lì dietro che è lì dietro. Qui è il primo giorno che siamo arrivati. Ascoltate bene. Come siamo arrivati in piazza, lui era in un angolo, vicino a una colonna, seduto. Maria mi ha indicato e io ho detto, ma è lui? E Maria mi ha fatto così, fai silenzio. Quando io ho scorso ancora lo sguardo, ho cercato di guardarlo ancora, ed era ancora seduto lì, e io ho chiesto a Maria, ma in mezzo all'indifferenza di tutti? Perché c'era una moltitudine, vedete poi le foto, c'era una moltitudine di gente. Io ho detto a Maria, ma è in mezzo, questo mi ricordo, è in mezzo all'indifferenza di tutti, cioè non lo vede nessuno. E Maria mi fa di nuovo, se lui ha deciso di non farsi vedere, non viene visto. Se noi l'abbiamo visto, forse a noi ha dato la tranquillità giusta che eravamo accompagnati. Maria era questo, ok? Per cui, qui abbiamo già iniziato le foto. Torna un po' indietro, non pensavo che partissero così presto, pensavo che ci fosse ancora qualche foto. Ah, già le foto sopra la... Ah, ok, finisce da qui e poi parte. Ok, questa è una delle prime serate, per cui la basilica, ok? E queste sono le foto che facevamo lì. Poi, guardate, stilate e comprese all'interno, scoprivamo tutti questi simboli, che avevano una certa logica, perché Emanuele diceva, è un luogo di culto,
si è fatto tanto, si è fatta tanta confusione, ma l'importante è che ricordiamo la parte più sacra di tutto ciò. Per cui fatalità, poi, riguardando queste piccole sfere, vedete abbiamo trovato simboli come il Santo Graal, una croce, la croce stilizzata, addirittura delle croci dove sembrava proprio ci fosse una parte di corpo, crocifisso. Abbiamo trovato tutta questa simbologia. E facendo scuola con lui, Maria diceva, è quasi naturale, però provate a pensare noi, andando poi a rivedere queste cose con calma, eravamo anche un po' scioccati. E lì abbiamo cominciato a capire perché con Maria siamo stati accompagnati, seguiti e direi quasi anche coccolati. Perché? Perché era molto pericoloso. Però ha detto l'importante è doverlo fare anche in questo luogo, sempre per dare un certo tipo di messaggio. Non so, finché vi parlo, qui al computer si vede un po' meglio, nelle slide, però blocca qui, bloccalo, vai in pausa. Se voi adesso ci fate un po' l'occhio, vai un po' pausa. Al computer è un po' più semplice, quando viene così vista così in grande, un po' l'immagine ne perde, però mi rendo conto che così al buio si vede molto bene. Non so se vedete il volto, nitido, gli occhi, il naso, la barba. Quando noi aprivamo queste sfere e andavamo proprio a vedere, io avrei dovuto filmare la faccia di Maria. Voi non credete, Maria rimaneva così scioccata. E poi naturalmente nei secondi successivi si calmava perché sapeva che era così. Cioè era questa la scuola che lei doveva testimoniare, doveva fare. Ma provate a pensare però la difficoltà di farlo e di continuare poi a documentare in questo modo. Avete visto 5 mesi che prima che Maria trapassasse. Vai pure avanti. Ok, ancora vedete qualcosa di repertorio, dove in realtà siamo, perché poi nei vari giorni successivi, sempre su indicazioni di Maria, cercavamo dei punti un po' strategici. Emanuele cercava di dare a lei qualche indicazione, di dire guarda che è meglio che vi spostiate in quel punto piuttosto che in quel punto. Poi naturalmente essendo lui sapeva perfettamente che magari ci mandava in qualche punto dove era più tranquillo, o magari dove non c'era milizia, ok? O dove potevamo stare fermi qualche ora senza che nessuno ci venisse a chiedere chi siete, che cosa fate qui. La seconda sera mi ricordo un sacerdote si è avvicinato e ha detto perché continuate a restare qui? E Maria l'ha guardato e ha detto perché qui ci sentiamo bene e siccome non disturbiamo nessuno stiamo qui a pregare e stiamo bene. E lui ci guardò così storto, fece il giro e si allontanò. Poi ci accorgemmo che aveva dietro, secondo me era una guardia vestita da prete. Comunque, sempre ancora vedete immagini di repertorio, penso che molti di voi saranno stati, no, al Vaticano, per cui noi abbiamo colto un po' l'immagine che Maria diceva questo documentiamo, questo mi piace, questo lo facciamo. Poi io ero sempre con lei, sapete, era lei che decideva. Io più che altro ero un po', come lei diceva, io ero un po' il braccio. Moreno, come diceva Maria? Io un po' il braccio, lei la mente. Lei la mente un po' e noi le braccia. Cosa? Tu sei il braccio, il braccetto, piccolino. Per cui, passando poi le giornate, alla penultima sera, siamo andati a riprendere, adesso vedete fra poco, abbiamo fatto delle riprese un po' distanti. Perché? Perché Emanuele disse, Maria, bisogna adesso che dovete documentare alcune sfere che si potranno vedere per poco. Perché provate a pensare se si vedono, se tutti vedono viene fuori un pandemonio lì sopra il Vaticano. Per cui lì siamo stati, mi ricordo, quasi tutta la notte, quasi tutta la nottata.
siamo stati lì e vedete poi che cosa abbiamo fotografato. Proprio in direzione della cappella, proprio in direzione della massima cupola di San Pietro. Mi ripeto, lui ha voluto questo, ha chiesto, una cosa che veniva sempre fatta, chiedeva, te la senti? Volete farlo? Ve la sentite di farlo? Una volta che tu dicevi sì, come la maggior parte di noi, che abbiamo iniziato il percorso con Maria qualche anno fa, nel momento in cui davamo il nostro consenso, non sapevamo mai quello che ci aspettava, però sempre con grande fede probabilmente nei confronti di Maria, perché era Maria che dialogava con lui. Ma lei ci trasferiva questo grande amore, ci trasferiva questo grande senso umano, questo grande senso di unità, per cui ci faceva sempre sentire cittadini dell'universo quando ci dedicavamo a questo. Provo a fare un clicchetto proprio perché me la ricordavo bella questa presentazione, ma non pensavo che avessimo messo così tante foto. Sì, provo a fare qualche clicchetto un po'. Adesso siamo sotto la fontana. Perché mi piaceva. Ok, ci siamo. Torna un po' indietro, che volevo che vedeste, anche perché volevo rivedermi con Maria. Qui siamo davanti al Colosseo. Eccola qua, Basilica di San Pietro, vista dal Gianicolo. Per cui qui ci siamo portati il penultimo giorno, e abbiamo iniziato a stare lì e eravamo in un buon punto. Maria diceva ok, siamo in un buon punto qui strategico. Per cui vedete la basilica e quasi adiacente altra sfera. E questo è stato quello che abbiamo, guardate, fotografato. Che Maria li chiamò le lacrime. Blocca un secondo, torna un secondo indietro. Queste sono poi al negativo, perché volevamo renderci conto veramente che l'abbiamo visto. Non so se vedete il rapporto. Riuscite a vedere il rapporto di grandezza? Torna indietro. Ah, ok, sei tornato indietro, perfetto. Stai pronto con lo stop, con la pausa. Così ci rendiamo conto insieme della grandezza. Ok, vai in pausa. Ok? Noi dal Gianicolo, vedete la cupola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sfere. E guardate dalla grandezza, pochi istanti prima della foto. Vai avanti. Abbiamo preso questo, l'abbiamo portato come avete visto. Abbiamo cercato di ingrandirlo per renderci conto. Vai in stop di nuovo. Questa ci siamo dati una spiegazione perché poi è venuta fuori così. Vedete che le sfere non sono perfette, probabilmente perché erano comparse, movimento veloce e sono scomparse. Per cui la macchina fotografica, avete visto, sembra quasi che sfumino, perché ha proprio quel secondo. Ok? Questo è il negativo, in modo che vedete che non è un gioco di colori, non è stato fatto un gioco di colori. Questa è tutta la formazione, con un semplice programma di Photoshop si va nel negativo e si vede quello che è stato imprimato nella pellicola. Vai. Sempre quella sera. Altre 3 sfere. Qui ho schiarito perché così le vedete più. E questa è un'altra formazione di un'altra croce. Spesso noi avevamo questo tipo di relazione. Tutto poi si abbinava a questo grande simbolo, il simbolo della croce. E sempre sopra a questo simbolo. Accendi pure le luci.
Sono contento perché ho lasciato Silvano senza parole, perché di solito a quest'ora mi comincia a dire È vero, è vero. però l'ho lasciato senza parole. Ah, bello. Complimenti. No, complimenti a Maria, complimenti a questa creatura e Il gruppo che siete, così va. quello che mi dispiace, e non so se riesco a farvelo capire, è che noi eravamo preparati a presentarle con Maria tutte queste cose. Tutto il lavoro che noi facevamo con Maria è perché poi Maria preparava la conferenza e Maria spiegava e raccontava. Sei un ottimo ambasciatore, non ti preoccupare. No, credo di non essere assolutamente nulla. No. Ma spero di avervi trasportato, non so, con il cuore quello che abbiamo vissuto. Perdo ancora un secondo con questo, Silvano, perché veramente mi sento in colpa. Oggi mi Vai. sento veramente in colpa. Sì. Quelle creature che avete visto ci hanno insegnato questa cosa della lettura. Ma veramente per chi non l'ha mai visto, non mi ha mai sentito spiegare, non mi ha visto, è tutto veramente molto semplice. È spiegato in questo libricino. Anche chi non ha mai sentito cos'è questa lettura sacra dei cerchi nel grano data dai meridiani in contatto con Maria, perché detta così è molto stravagante, ma Chiedo scusa a voi se anziché farvi vedere cerchi sul grano ho preferito far vedere questa cosa, perché nel momento in cui mi dice che è una cosa interessantissima mi sono fidato di lui e ho fatto bene a fidarmi. Bravo, bravo, come sempre. Bravo. grazie.